Bentrovati e bentrovate a una nuova puntata di Noi Chiesa. Questa settimana sono stati presentati in Sala Stampa Vaticana gli eventi dedicati ai giovani che avranno luogo dal 28 luglio al 3 agosto a Roma, con partecipanti da 140 paesi per il giubileo a loro dedicato. Un pensiero particolare per quelli che arrivano da zone di guerra. Sentiamo. Roma si prepara ad accogliere tantissimi ragazzi e ragazze da 146 nazioni diverse in occasione del Giubileo dei Giovani in programma dal 28 luglio al 3 agosto. Questa mattina nella Sala Stampa Vaticana sono stati presentati gli eventi in programma ed è stata anche l'occasione per ribadire e sottolineare l'importanza di questo momento per la Chiesa, per Roma e naturalmente per quelli che parteciperanno. Monsignor Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, ha spiegato come questo sia il momento più atteso dell'anno santo perché è quello più partecipato. Il Giubileo dei Giovani mi sembra che innanzitutto voglia esprimere una grande attesa, l'attesa di essere accolti qui a Roma. Circa 1 milione di giovani che arriveranno è estremamente significativo. Ci saranno anche persone che arrivano da zone di guerra come Libano, Iraq, Myanmar, Ucraina, Israele, Siria e Sud Sudan. Lunedì 28 luglio arriverà il primo 500.000 di pellegrini. Per la loro accoglienza sono state mobilitate 270 parrocchie, 400 strutture scolastiche, 40 siti extrascolastici, case della protezione civile, palazzetti dello sport e famiglie. La giornata coinciderà anche con l'inizio del giubileo dei missionari digitali. Per il ristoro dei giovani sono stati predisposti 20 spunti specifici con accrediti per ricevere pranzi e cene. Il 29 luglio iniziano i dialoghi con la città, 70 eventi nelle piazze di Roma. Il 1 agosto la giornata penitenziaria al Circo Massimo, il 2 agosto dalle 9 apriranno i cancelli di Tor Vergata che sarà animata da varie band e intrattenitori fino alle 20:30 quando inizierà la veglia con Papa Leone. Monsignor Fisichella ha anche evidenziato come 1500 giovani arriveranno dalla Corea del Sud, sede della prossima giornata mondiale dei giovani. A margine della conferenza stampa, Fisichella ha anche detto come questo giubileo permetta di guardare con fiducia e speranza una generazione capace di superare i conflitti. È fondamentale perché si tratta di trasmettere la fede di sempre e quindi si tratta di trasmettere quei valori fondamentali che sono quelli della vita, sono quelli di dare significato alla vita, sono la relazionalità tra di noi. Non dimentichiamo che verranno e si incontreranno giovani che vengono anche da paesi di guerra. Tutto questo ci dice che è un'opportunità, è un momento unico attraverso il quale possiamo guardare a queste nuove generazioni con tanta fiducia e con tanta speranza. La preghiera per la pace, l'apertura alla comunità, a chi è distante e a chi è in difficoltà. Sono innumerevoli i temi che nel cammino di preparazione alla festa della Madonna del Carmine la comunità di Santo Stefano del Ponte a Sesti Levante ha cercato di sviluppare. La festa mariana coinvolge tutta la città, percorsa dalla lunga processione votiva con l'arca mariana. Vediamo il servizio. Per Sestri Levante celebrare la Madonna del Carmine è motivo non solo di preghiera. Già nella preparazione la comunità di Santo Stefano del Ponte cerca di andare al cuore del significato di far festa e di aprirsi alle necessità del tempo presente. Compiere un itinerario spirituale che significa accendere un fuoco che viene da lontano, tenerlo vivo, perché scalda il nostro cuore e scalda il cuore di tante persone. La liturgia nel giorno della festa è stata aperta dalla celebrazione eucaristica nelle prime ore del mattino, momento di inizio della processione votiva e penitenziale che attraversa tutta la città. E la messa si chiude con un'andate, con una missione. E la processione è segno di questo cammino che noi dobbiamo compiere accompagnati da Maria, che ci indica il suo figlio mirabilmente raffigurato negli stupendi crocifissi che portano i giovani. Ecco, i giovani sono presenti a questa festa e le corde del loro cuore vibrano anche nel fare questo servizio di portare l'arca della Madonna e di portare l'immagine del Cristo. Questo abbraccio alla città, perché di questo si tratta. Ecco, Maria fa visita alla città
come una sposa adorna per il suo sposo anche l'immagine, l'arca processionale, con i fiori, con i doni preziosi che sono stati regalati, ecco, a Maria, ha questo senso di un andare incontro alle persone e di svolgere una missione, ecco, accompagnata da noi, quella di rendere manifesta la tenerezza che Dio, che il Padre ha verso ogni creatura, una tenerezza che già in questi giorni di preparazione abbiamo toccato e che molte persone hanno già sentito, e oggi ancora di più. Andare incontro alla città, ecco, significa porre un segno che noi dobbiamo essere comunque oggi, soprattutto come comunità, come Chiesa, essere in mezzo alla gente, essere con la gente, perché il nostro compito è quello di condividere con gli altri i momenti, i problemi delle persone, le gioie delle persone e anche le difficoltà di questo storico momento che viviamo, e non mancherà oggi un accorato appello proprio per una preghiera per la pace. Al termine dei festeggiamenti, quest'anno culminati con il concerto sul sagrato, è stata distribuita l'uva che ha adornato l'arca processionale. Maria è rappresentata come la vite feconda, la vite che dà frutto, innanzitutto perché ha dato il frutto Gesù a noi, e quindi è molto propria. L'inno proprio della Madonna del Carmine chiama Maria come vite fiorente, ecco, vite feconda, vita ricca di frutti. Proprio per questo l'arca viene adornata con l'uva che poi è anche un segno di abbondanza, è un segno anche di quel banchetto che alla fine dei tempi ci sarà e verso cui la nostra vita e la vita dell'umanità è incamminata, l'incontro con il Padre. E nel quartiere di Ribasso a Chiavari si festeggia la Madonna della Salute. Sabato alle 18 la messa della vigilia sarà presieduta da Don Mario Moltedo, già parroco della comunità. Nel corso della celebrazione sarà impartito il sacramento dell'unzione degli infermi. Domenica le messe alle 9 e alle 11, presieduta da padre Gianfranco Jacopini. Nel corso della celebrazione saranno benedette le coppie di sposi che festeggiano gli anniversari. Alle 20:45 la processione sarà presieduta dal vescovo Giampio De Vasini. E nella parrocchia di San Giacomo di Corte si festeggia la Madonna della Sacra Lettera. Sabato, vigilia della festa, alle 10:30 ci sarà il rito di intonizzazione dell'immagine della Madonna con l'offerta dei fiori da parte dei bambini e alle 21 la celebrazione eucaristica. Domenica alle 10 la messa presieduta dal vescovo De Vasini e trasmessa in diretta al canale 12 di Teleradio Pace, e alle 21 la processione presieduta da Don Luca Sardella. Nella frazione di Semorile a Zoagli il vescovo ha presieduto la celebrazione della messa e il rito della processione in occasione della festa di Nostra Signora del Carmine. La comunità ha portato fra le case l'immagine di Maria, molto cara soprattutto alle persone anziane e ammalate. Sentiamo. È una piccola frazione Semorile, si trova in un punto particolarmente panoramico sopra Zoagli, ha poche case e qualche decina di abitanti e due feste religiose molto sentite, quella del titolare della parrocchia, San Giovanni Battista, e quella della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, oltre alla festa di San Pellegrino che si celebra a Cerisola. Maria invece per noi è il punto di partenza di tutto, perché Nostra Signora del Carmelo, la statua che abbiamo qui è di grande prestigio, di grande valore. Non portiamo in processione quella, portiamo questa che abbiamo preso alcuni anni fa, perché è un po' per le forze che mancano, un po' perché anche questa è stata molto apprezzata, soprattutto perché può proprio andare in mezzo alle case, essendo anche più agibile portarla, e dà questo significato. Maria che va in mezzo alle nostre case, alla nostra parrocchia, per portare benedizione, portare aiuto soprattutto agli ammalati, alle persone in difficoltà.
E molti ammalati, quando si affacciano mentre noi passiamo con la processione, colgono l'occasione proprio per salutare Maria. Nostra Signora del Carmelo è una devozione che a Semorile c'è da tantissimi anni insieme a Madonna di Montallegro, ma è soprattutto una testimonianza dell'amore per Maria come Madre di Gesù e Madre nostra. Quindi anche oggi noi, portando Maria attraverso le strade della nostra parrocchia, faremo in modo che ci benedica, ci aiuti e ci preservi da ogni difficoltà e da ogni male. La comunità ha celebrato la festa della Madonna del Carmine accogliendo la riflessione del Vescovo, che ha presieduto il rito della messa e quello della processione lungo le vie del paese e ha proposto alcuni pensieri relativi alle figure di Marta e di Maria. Che cosa rimprovera, sia pure dolcemente, Gesù a Marta? Il fare, il servire, ma certo che no, l'affanno con cui lei fa le cose, l'affanno con cui lei serve. Perché questo affanno è la spia di una certa autoreferenzialità, perché questo affanno degenera, lo avete sentito, in nervosismo, perché questo affanno impedisce di vivere quella dimensione fondamentale del servizio che è l'ascolto, che è il cuore del servizio, che è l'anima del servizio, che è la condizione fondamentale per l'accoglienza autentica dell'altro. Ascolto di Dio, ascolto dei fratelli e delle sorelle. Nella suggestiva cappella di San Pantaleo a Sant'Ambrogio di Zoagli si celebra domenica la memoria del titolare. Alle 19:15 avrà inizio la messa, che sarà seguita da una breve processione con l'Arca del Santo. Al termine un momento di fraternità e condivisione. Dopo 5 anni di chiusura, la chiesa di San Martino di Caminatane ha riaperto le porte ai fedeli. L'edificio sacro è stato sottoposto a interventi all'interno e all'esterno per ritornare alla sua piena fruibilità. In occasione della festa della Madonna del Carmine, il vescovo Giampiero De Vasini ha impartito la benedizione ai restauri. Vediamo. Un applauso che sancisce la fine di un'attesa durata 5 anni e non solo. Ci sono voluti 4 preti, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portata in fondo. Noi col contributo, quello che abbiamo potuto fare come fabbricieri, perché poi le opere le hanno fatte le maestranze, le hanno fatte le ditte, però insomma voglio dire, è stato un bel viatico, è stato un bel momento e grazie anche alla Sua Eccellenza, che è il Vescovo che ci ha voluto onorare della sua presenza. Insomma è stato un bel momento, emozionante. La comunità di Caminatane ritorna all'interno della chiesa parrocchiale dedicata a San Martino, un luogo di culto ma anche del cuore. Ci sono tante feste al mondo dove c'è poco desiderio di farla, invece penso che questi 2 giorni saranno particolarmente belli per questo motivo, perché c'è un grande desiderio qua di festeggiare e mi faceva piacere dirlo di fronte al Vescovo, perché le cose belle bisogna dirle, che aiutano tutti. Io oggi ho visto proprio delle persone felici, i ragazzi perché si ritrovano di nuovo la loro parrocchia, gli adulti perché vedono comunque il lavoro fatto e il mantenere anche le tradizioni, mantenere il proprio luogo del cuore, diciamo. Io ero venuto nel 2019 all'ultima messa di chiusura, poi ho visto i lavori durante questi anni e questa sera è stata veramente una gioia vedere tutto il lavoro bellissimo, peraltro complimenti a chi l'ha fatto, questo lavoro di manutenzione che hanno fatto. In questi anni gli abitanti della frazione non hanno mai smesso di spendersi per la loro parrocchia. Si può dire tutti i giorni, tanto passavo qua, aprivo, poi la sera chiudevo e seguivo un po', ma non che seguivo per controllare, così di compagnia, così ci lavoravano, mi sono trovato bene, c'era persino una ragazza che è venuta da Forlì a lavorare qua e lavorava anche.
I lavori hanno riguardato i pavimenti, gli spazi interni, la volta, la navata e il presbiterio. C'è anche chi si è adoperato per l'illuminazione. Abbiamo rifatto la parte luci perché era un po', visto che la parte alta è stata messa a posto, che prima non era, come dire, era buia, era un po' messa male, e adesso l'abbiamo un po' valorizzata anche con le luci nella volta e poi con le luci nuove di adesso, speriamo di aver fatto un bel lavoro che sia piaciuto, ecco. L'attesa è stata lunga, ma la resilienza degli abitanti di questa porzione di Val Graveglia è stata premiata. Bello, dopo tanti anni, contento, perché sono dal 95 che avevamo fatto il primo incontro con Spinetto. E adesso siamo dopo 20 anni, si può dire che è finita, tra le pratiche e tutto. È comunque stata chiusa 5 anni, ma adesso finalmente la posso vedere, che non ci speravo neanche di vederla, però sono contento, sono arrivato a vederla finita, bella. Mi è tornato in mente Don Vallebella, che lo viveva, questa chiesa era proprio non il luogo del cuore, di più, la famiglia, la comunità. Lui era molto vicino a tutti, dai più piccoli ai più grandi, e Don Cavallo lo ritrovo un pochino come Don Vallebella, cioè vicino a tutti, una parola per tutti e molto alla buona. Una grande bella giornata per me. L'ho sempre sperato che questa chiesa l'avrei voluta vedere, bella come è venuta. Sono molto contenta. Una grande emozione. Sì. Proprio veramente, perché non ci pensavamo di arrivare a questo cosa. Festa di Sant'Anna a Brecanecca. Quest'anno la comunità ricorda il secondo centenario dell'autonomia parrocchiale e il primo centenario di consacrazione della chiesa. Sabato alle 21 la messa e l'offerta dei fiori con la benedizione dei bambini. Domenica alle 10 la messa, in serata alle 20:30 il vespro e la processione. La comunità di Sant'Anna Rapallo celebra la titolare del quartiere dell'omonima parrocchia. Sabato le messe alle 8, alle 9:30 alle 18, alle 21 ci sarà la processione guidata dal vescovo Giampio De Vasini. Domenica 27 luglio le messe saranno alle 8, alle 11 alle 18. La messa delle 11 sarà presieduta da Monsignor Gero Marino, vescovo di Savona Noli. La comunità di Comeglio a Moneglia si prepara a celebrare la festa di Sant'Anna. Sabato alle 10 la messa solenne, alle 18 il canto del vespro, la processione e la benedizione solenne. Al termine, a Cumbricola de Cumegiu organizza cibo e musica in piazza. Dopo 175 anni di presenza in città, i padri somaschi lasciano Rapallo. Nella chiesa di San Francesco è stata celebrata la messa di commiato, presieduta dal vescovo De Vasini. Fino a fine di agosto le celebrazioni liturgiche saranno garantite dai religiosi. A partire da settembre subentrerà la parrocchia. Commozione, affetto e gratitudine hanno caratterizzato il saluto alla comunità somasca. Sentiamo. 175 anni di storia caratterizzati da innumerevoli aneddoti, servizi e soprattutto tanti volti. A ripercorrerli brevemente nella chiesa di San Francesco a Rapallo è padre Giuseppe Oddone, nel momento in cui i padri somaschi si apprestano a lasciare la città, una comunità che ha lasciato un segno profondo grazie alle innumerevoli attività, su tutte quelle dell'insegnamento. I tratti salienti sono soprattutto l'accoglienza e l'ambiente umano che i padri hanno trovato qui a Rapallo. Tutti i padri che sono venuti qui hanno sempre così beneficiato di questo clima di simpatia, e poi la presenza dei padri è stata molto incisiva qui a Rapallo, soprattutto diciamo fino agli anni 80-90, poi è incominciata la crisi nostra delle vocazioni, anche la crisi scolastica, la diminuzione degli alunni. Io mi ricordo per esempio che nel periodo degli anni 80, quando andavo in comune, sapevo che su
30 consiglieri, 17 avevano studiato dai padri Somaschi e appartenevano a tutte le aree politiche, diciamo, dalla destra alla sinistra, che è segno anche di una educazione aperta. Il nostro impegno, almeno come insegnante, era cercare di creare degli uomini con delle convinzioni. Parlo di me, ecco, dei gentiluomini, cioè delle persone che sapessero mettersi al servizio degli altri, che avessero anche uno stile dignitoso nel comportamento, e dicevo anche delle nobili donne, un ideale un po' rinascimentale, ma lo abbiamo coltivato. Da Rapallo, lei diceva, sono partiti anche i padri per la terra di missione. Sì, a Rapallo c'era un padre di grande iniziativa, che era il padre Antonio Brunetti, che era un discepolo, diciamo, di Don Bosco, perché era stato a Valdocco e quindi aveva conosciuto Don Bosco, era stato alunno di Don Rua, del Rinaldi, dei primi, però sentiva il fascino proprio di dare la vita per gli orfani. Per gli ultimi è diventato religioso somasco. Nel 1907 ha fondato l'orfanatrofio. Nel 21, visto il suo slancio, le sue capacità, lo hanno destinato alla missione. È andato a pregare a Montallegro, ha detto sì ai superiori, ha preso un ex alunno orfano, ha detto vieni con me, assieme ha fatto un gruppo di 5, una piccola brigata Brancaleone, ma lui ha dato un'impronta straordinaria alle missioni, veramente. E qui a Rapallo veniva sempre con enorme soddisfazione. Presenti alla celebrazione eucaristica di commiato anche diversi ex allievi che ricordano il tratto dei padri. Sono orgoglioso di essere stato un alunno dei padri Somaschi. Questo nella mia vita sono sempre stati un punto di riferimento. I miei genitori hanno fatto tante cose, come fanno tutti i genitori. Tra le scelte giuste, io credo che, almeno nei miei riguardi, quelli di affidarmi ai padri Somaschi. Sono stato con loro tantissimi anni, tantissime avventure, tante persone, alcune le ricordo giornalmente perché sono veramente punti di riferimento importanti. È chiaro, vederli uscire è una parte della vita che se ne va, è inutile nasconderlo, è la realtà delle cose, ma purtroppo in questo caso è una realtà che insomma fa un pochino dispiacere, un pochino tanto dispiacere. Ecco, dal punto di vista della formazione, che cosa le hanno dato i padri Somaschi? I Somaschi hanno dato tante cose sul piano più scolastico, quello che ottimi insegnanti, ma quello che io ricordo con maggiore interesse, piacere dei padri Somaschi è il loro carisma, che era il carisma probabilmente anche di San Girolamo Emiliani, semplicità e umiltà, sempre, in ogni momento. Questo credo che sia un fatto molto importante. Con la partenza della comunità dei Somaschi, il comune ha dovuto siglare una nuova convenzione con la diocesi. Verrà firmato e sottoscritto a breve un contratto di comodato con la curia e con la parrocchia in questo senso, per continuare questo importante servizio. Per la città di Rapallo aver avuto questa presenza per così tanto tempo, che cosa ha rappresentato? Sicuramente una ricchezza, in questi lunghissimi anni, cioè ben 175, credo siano innumerevoli gli episodi, il bene che è stato profuso dai padri Somaschi, che si sono avvicendati. Intere generazioni di rapallesi si sono formati presso l'istituto, e tanti nostri concittadini, le fasce più deboli, sono stati gli orfani, sono state guidate, assistite, aiutate dai padri. Quindi una valenza culturale, una valenza sociale e una valenza anche un'alta valenza spirituale. I loro racconti, i segni che hanno lasciato nella loro vita, nella loro formazione, da padre Salvini a padre Raviolo, a padre Camia, a padre Pesino,
È una lunga teoria di persone di alto spessore morale, spirituale e culturale che hanno inciso profondamente nel tessuto della nostra città, e quindi noi siamo loro profondamente grati. La parrocchia dei Santi Gervasio e Protásio subentrerà a settembre per la parte liturgica. Rimarrà a nostro utilizzo la parte, diciamo, più liturgica, la parte della chiesa, mentre la parte residenziale, la parte comunitaria, quella ritornerà al comune. Questo ci permette a noi di poter continuare a ufficiare le messe durante l'anno, con orari ovviamente diversi rispetto a quelli della comunità degli emiliani che risiedeva qui, ecco, orari compatibili con la nostra attività pastorale della Basilica, ecco. Però questo passaggio fa sì che la chiesa rimanga aperta la domenica, che è sul territorio della nostra comunità, quindi viene anche un po' più integrata, se volete, dentro la vita della comunità, ecco. Quindi ha anche degli aspetti, a mio avviso, interessanti, ecco, questo cambiamento. Sino a quel momento sarà il superiore dei Somaschi, padre Adalberto, a garantire il servizio liturgico. E fino alla fine di luglio siamo qui tutti e tre, poi i due se ne andranno, io rimango, però mi unisco, siccome noi dobbiamo vivere in comunità, da solo non potrei stare qui, mi unisco alla comunità di Nervi e vengo a celebrare la messa quando c'è bisogno, al sabato sera alla prefestiva, la domenica alle 11 e al mercoledì mattina alle 9:30. Quindi c'è una certa presenza, per questo mese di agosto c'è ancora, perché la parrocchia non poteva subentrare immediatamente. E poi cominceranno loro, speriamo che questa bella chiesa rimanga viva. A me dispiace per la gente, dispiace molto per la chiesa, perché questa chiesa qui ti abitui e ti dà una sensazione di non solo la bellezza delle cose che ci sono, ma proprio la presenza del Signore e tutta questa gente che prega, che ce n'è tanta. È una chiesa molto frequentata. È una chiesa molto frequentata, non di masse piene, avete visto oggi, no? Tanto più in periodo di ferie, di vacanze. Però la gente continua sempre, tante confessioni, tanti colloqui, gente che ha bisogno di parlare. Qui c'è sempre il padre presente, mattino, pomeriggio, un padre è sempre presente, quindi la gente che viene sa che passa, sa di non cercare invano. Tante volte dicono: ma la mia parrocchia non trovo nessuno, tanti sono milanesi o gente che vengono in periodi di vacanza. Però frequentano anche questi, è bello. Il momento del saluto è stato commosso ed affettuoso e soprattutto ricco di gratitudine. Grazie padri Somaschi, con tanto affetto e tanta emozione, perché ho visto tanti volti di persone care, tanti padri, e solo questo, grazie, basta. Con questo è tutto, Noi Chiesa ritorna tra una settimana, grazie per averci seguiti e buon proseguimento.